Auschwitz e ci parlerà dai campi di concentramento dei campi profughi. Grazie, buongiorno. Io inizio il mio intervento con una poesia. Dalle baracche dello Zigeunerlager vedevamo gli ebrei, colonne incamminate diventare colonne verticali di fumo, dritto in cielo. Erano lievi, andavano a gonfiare gli occhi del loro Dio affacciato. Noi non fummo leggeri. La cenere dei corpi degli zingari non riusciva ad alzarsi in cielo. In piena estate diventammo nebbia a corallina. Ci tratteneva in basso la musica suonata e straccantata intorno ai fuochi degli accampamenti. La musica inventata ogni sera del mondo non ci lasciava andare. Noi che suonammo senza uno spartito, fummo chiusi dietro le righe e pentagramma di filo spinato. Noi, zingari d'Europa, di cenere pesante, da nessun Dio chiamati a sua testimonianza, bruciammo senza odore di santità. Bruciammo tutti interi, chitarre con le corda di budello. Questa è una poesia di Erdi De Luca, si chiama La notte degli zingari e si riferisce alla notte di 2 agosto del 44, la notte in cui nello Zigeunerlager di Auschwitz furono bruciati gli ultimi 3.000 Rom e Sinti internati, dopodiché lo Zigeunerlager, dopo una breve storia, si chiuse. Qualche mese prima, a maggio, 9 maggio del 44, allo Zigeunerlager di Auschwitz arrivarono 40 bambini. Arrivarono dalla Germania con un treno. Prima di prendere il treno per Auschwitz furono messi in un autobus. Gli fu detto che andavano a fare una gita. Gli diedero un sacchettino con una mela, gli vestirono la testa. Erano tutti felici perché andavano da un orfanatrofio dove vivevano, un orfanatrofio cattolico dove le suore li tenevano, andavano a fare una bella gita. Quei bambini erano in quell'orfanatrofio a Muffigen, in questa città tedesca, perché furono tolti dai genitori sinti soprattutto, ma c'erano dei Rom, degli Yenish, di tutti i diversi gruppi degli zingari, cosiddetti definiti zingari, perché ovviamente ci fu una fase prima dell'internamento e della soluzione finale per gli zingari, nei quali i bambini vennero tolti dai genitori in un tentativo di essere integrati e educati da bravi cittadini. E in quell'orfanatrofio dovevano fare questo, diventare bravi cittadini. In quell'orfanatrofio, prima che loro partissero per lo Zigeunerlager, arrivò una signora qualche mese prima, si chiamava Eva Justin. Eva Justin era una giovane, bella psicologa e lavoratrice sociale, un'assistente sociale, che lavorava in stretta collaboratrice di Robert Ritter, che era direttore dell'ufficio della centrale per l'igiene di razza a Berlino. Lei arrivò per studiare questi bambini, per capire se c'è speranza per loro, se potevano essere integrati, educati o no. E voleva fare una tesi di laurea su questi bambini. I bambini di Muffigen la chiamavano Loli Chai, i romanessi. Loli Chai vuol dire la donna dei capelli rossi, bella, l'adoravano, gli dava sempre le caramelle.
gli dava di caramelle, gli faceva fare degli esperimenti strani, dovevano raccogliere le mele, fare dei giochi, loro erano tutti vestiti bene, avevano fartrofi, andavano a scuola. E dopo qualche mese che li studiò, li registrò anche, aveva una telecamera a colori, in quel tempo ci sono questi filmati, se volete cercarli in rete, di questi bellissimi bambini. Dopo qualche mese decise che sono irrecuperabili, non c'è niente da fare, i bambini rom o sinti, zingari non possono essere integrati, non sono irrecuperabili. E dunque li vestirono per la festa e li mandarono ad Auschwitz dopo, sono arrivati il 9 maggio del 1944. Ci fu un tentativo dei prigionieri di Auschwitz dallo Zigeunerlager il 16 maggio. I nazisti avevano già deciso di ucciderli tutti. I prigionieri l'hanno capito, ci fu una rivolta degli zingari il 16 maggio del 1944 allo Zigeunerlager, le donne con le pentole, con qualsiasi cosa avevano, con le pietre, con le mani nude, affrontavano i nazisti appunto perché avevano capito che li volevano eliminare tutti. I nazisti si ritirarono e fecero passare qualche mese e questa eliminazione li hanno sfiniti per qualche mese di fame, di botte, eccetera, eccetera. Il 2 agosto del 1944, in una notte, li eliminarono tutti e ci sono delle esperienze, delle testimonianze di Piero Terracina, per esempio, che ha visto di mattina lo Zigeunerlager vuoto, devastato, senza nessuno. Questi 40 bambini ne sono sopravvissuti 3 perché furono mandati prima, penso a Ravensbrück, e gli altri hanno fatto la stessa fine di altri prigionieri di Auschwitz. Questo è, diciamo, la storia più famosa di Porajmos. Porajmos è la nostra parola per definire il nostro sterminio, vuol dire divoramento, distruzione totale. Ne abbiamo anche un'altra che c'è Samudaripen, invece tutti morti. È la storia più famosa, la storia che anche chi insomma non conosce molto, in qualche modo, da qualche parte ha sentito la storia di Zigeunerlager. Io ve l'ho raccontata perché parlavamo di Eva Justi, di questa signora che fece la tesi di laurea e che studiò i bambini zingari. Lei collaborava con Robert Ritter, che poi insomma decise insieme a Himmler la soluzione radicale per gli zingari. E penso che, diciamo, bisogna partire da lì per arrivare ad oggi, al momento di oggi. Dicevamo, la storia di Luca dice: dalle baracche vedevamo gli ebrei. Il nostro destino, il destino degli ebrei e degli zingari è comune, ma ha avuto percorsi diversi. Diciamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, il processo di Norimberga e il mancato riconoscimento di Porajmos, cioè dell'esterminio degli zingari, ha definito la storia degli zingari europei che sono sopravvissuti del dopoguerra, di noi, delle nostre famiglie oggi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il processo di Norimberga, nel 1965, un signore, un ziganologo, così che si definiscono le persone che studiano i zingari, che si chiamava Hermann Arnold e fu fraterno amico di Ritter e di Eva Justi, scrisse nel 1965 un libro di Zigeuner, di zingari, dove sostanzialmente ripete tutte le, diciamo, convinzioni di Robert Ritter e di Eva Justi,
in base al quale gli zingari poi sono stati sterminati, e ovviamente non proponendo diciamo, lo sterminio, i campi di sterminio come soluzione, ma sostanzialmente propone di tenerli un po' separati perché non sono assolutamente integrabili o includibili, no, come si dice, non è possibile includerli, no, nella società. Questo libro di questo ziganologo, Hermann Arnold, diventò il libro base per tutti gli studi di tutti i scienziati europei che si sono interessati delle comunità ramessinte. E da lì penso che, diciamo, facilmente arriviamo fino ad oggi. Pensate che in Italia quello che riguardava, diciamo, lo sterminio dei Rom e Sinti dei nazisti è, insomma, abbastanza conosciuto o minimamente conosciuto. Quello che successe in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale è la pagina bianca della storia italiana, mai scritta, mai scritta. Dal, diciamo, il momento quando 11 settembre 1940 ci fu la circolare, torniamo alle circolari, prima si parlava del ruolo fondamentale dei circolari dei ministri dell'interno, la circolare Bocchini ordinava l'internamento degli zingari in Italia. E da allora, prima con gli zingari stranieri, poi con gli stessi zingari italiani, ci fu una caccia al zingaro in Italia, arresti e internamenti nei campi di concentramento italiani. Non ci sono grandi ricerche, diciamo, su questo argomento, ma noi oggi possiamo dire con certezza che ci furono almeno una cinquantina di luoghi dove gli zingari furono internati. Quelli che erano soprattutto, diciamo, le zone di internamento erano Abruzzo e Molise. E in Abruzzo e Molise soprattutto, e poi ci furono quelli del nord Italia, quelli per gli zingari erano famosi, erano a Bolzano, di Bolzano, quelli che erano, diciamo, nel sud Italia nel 1943 con l'armistizio si salvarono perché si liberarono, quelli invece del nord furono trasportati allo Zigeunerlager e altri campi di sterminio e quasi tutti morirono. La circolare è dell'11 settembre 1940, del 40. E dunque, dopo questa storia italiana, diciamo, di internamento degli zingari italiani, a un certo punto, negli anni 70, cioè, diciamo, fu ignorata sostanzialmente la storia dell'internamento dei Rom e Sinti in Italia dopo la pubblicazione del libro, di cui ho parlato prima, di Hermann Arnold, del 1965. Negli anni 70 nacque, diciamo, interesse per le popolazioni zingare, dove arrivano, cosa bisogna fare per loro, no? E nei primi anni 70 la soluzione che si trova per gli zingari sono i campi nomadi. I campi nomadi nascono negli anni 70, il primo nasce alla fine degli anni 70 a Milano, si chiama Via Le Grotte, è un campo che esiste ancora. E in questi campi tuttora vivono delle persone che sono state deportate o comunque internate nei campi italiani, vivono i loro figli, i loro nipoti, è un ricordo molto vivo nelle comunità rom e sinte. Allora, l'atteggiamento che io voglio dire, cioè, questi famosi ziganologi, no? Una dei più famosi, cioè delle più famose, Mirella Carpati, no? In un convegno cattolico dichiarò che normalmente i bambini zingari sono di 2 anni più indietro rispetto ai bambini normali. E dunque la prima cosa che fu fatta erano le classi Laccio-Drom, si chiamavano così. Le classi Laccio-Drom erano classi separate per gli zingari,
per i bambini zingari. Non si poteva immaginare che dei selvaggi che vanno in giro, dei nudi, degli sporchi, no? Potessero entrare in una classe con i bambini italiani e dunque si crearono queste classi Vacciodrom che hanno distrutto una generazione intera di persone che tuttora, cioè sono vive le persone che hanno frequentato le classi del Vacciodrom e che sono analfabete sostanzialmente. E da lì parte una lunghissima, cioè Opera Nomadi come associazione, che tutti quelli che sono interessati di Rom e Sinti conoscono questa associazione Opera Nomadi, che è un'associazione nata, diciamo, con un buon proposito di aiutare questi poveri zingari che vanno in giro, vanno qua e là, educarli, cercare di, insomma, di renderli un po' civili, un po' accettabili, diciamo. Ecco, Opera Nomadi con questa idea, cioè con le basi, diciamo, del libro di Arnold, no? Fece una serie di politiche, di interventi, primo diciamo, questi campi nomadi, poi classi Vacciodrom, e poi insomma questi campi dovevano essere gestiti, questi bambini dovevano essere educati dopo scuola. Insomma, sostanzialmente nacque la segregazione istituzionale, penso più chiara, limpida, in Europa, dopoguerra, che dura ancora. E la segregazione razziale fatta dalle istituzioni è una cosa che, diciamo, ha devastato tutte le nostre generazioni, le devasta ora, in questo momento, in tutta Italia. E allora, come disse, noi abbiamo visto il filmato del discorso di Mussolini, mi diceva non so se questi devono avere il nostro disprezzo o la nostra pietà. Ecco, noi zingari abbiamo avuto o disprezzo o pietà, mai qualcosa che ha a che fare con rispetto, con la voglia di convivere con una diversità culturale. Oggi in Italia noi abbiamo, per esempio, cioè, la legge che istituisce il 27 gennaio non riconosce il Porrajmos. Porrajmos è uno dei due stermini razziali che c'è stato nella nostra storia abbastanza recente. Non riconoscere il Porrajmos vuol dire che poi nella coscienza collettiva delle persone, nella cultura delle persone, non esiste la questione di Porrajmos, non esiste come esiste la questione della Shoah. Insomma, oggi chiunque si può permettere, di affermare pubblicamente, in qualsiasi luogo, qualsiasi cosa terribile sugli zingari con la certezza di non essere punito. E dunque questa è una questione, cioè il riconoscimento del nostro sterminio da parte dello Stato italiano e internamento nei campi di concentramento italiani è una questione fondamentale per noi, se vogliamo cambiare qualcosa. Seconda questione, riconoscimento dello status di minoranza storico-linguistica. In Italia ci sono 12 minoranze riconosciute, l'unica non riconosciuta è la minoranza rom e sinti, nonostante siamo quella più vasta, cioè abbiamo 170.000 persone in tutta Italia e 12 milioni di persone in Europa, siamo la minoranza più grande europea. E dunque noi oggi per lo Stato italiano siamo o fascia vulnerabile di cui avere pietà, un problema sociale, o un problema di sicurezza di cui avere disprezzo e odio. Non siamo noi. Cioè, se lo Stato italiano deve parlare delle politiche
per esempio per il superamento dei campi o qualsiasi altra cosa, cioè cosa fare sulla testa della nostra gente, non ha nessun bisogno, nessuna necessità, nessun obbligo di parlare con noi. Casomai, se sono bravi, parlano con quelli che ci assistono. E allora, diciamo, lì, cioè queste due questioni sono le questioni fondamentali se noi vogliamo, come dire, lavorare per un cambiamento profondo, no? Che poi darà qualche risultato forse tra qualche decennio, no? E parlarvi oggi, io non so quanto tempo devo essere controllata perché poi no, però mi avvisi bene, cioè non che nessuno sappia o che pochissime persone sanno che per esempio in Svizzera, paese civilissimo, meraviglioso, no? Un esempio di civiltà, ci hanno sterilizzato dal 1926 fino al 1976. Sterilizzavano le donne rom, Jenisch, Sinte, le toglievano dei figli, li mandavano nei orfanotrofi, molto spesso negli istituti psichiatrici, dove li curavano da gene nomade, spesso con elettroshock. Se volete sapere qualcosa di più, vi consiglio i libri di Mariella Mer, che è una scrittrice svizzera di lingua tedesca, ma è stata tradotta in italiano perché ha vissuto un periodo in Italia, in Toscana. Lei stessa è stata tolta da sua mamma quando aveva 5 anni, è una donna Jenisch. No? Jenisch è un gruppo, diciamo, nomade che vive in Austria, in Svizzera. È stata tolta da sua mamma quando aveva 5 anni. La mamma è stata sterilizzata e mandata in un istituto psichiatrico. Lei è stata prima affidata alle famiglie contadine svizzere, sostanzialmente li usavano come forza lavoro, insomma, nei campi. Ha avuto il coraggio di ribellarsi troppo piccola, 7 anni, dunque lì ha subito violenze in queste famiglie adottive. L'hanno messa iniziato a metterla quando aveva 7 anni, prima in orfanotrofi, poi istituti psichiatrici. A 9 anni per la prima volta ha subito l'elettroshock, perché doveva essere curata dal suo gene nomade, no? E a 18 anni ebbe anche lei un figlio che le fu tolto e lei fu sterilizzata. Lei diventò una grande scrittrice, meravigliosa. È una donna che poi ha combattuto, insomma, e ha ottenuto che lo Stato svizzero chiedesse scusa ai Jenisch per quello che è stato fatto a loro negli anni 90. Ma è una storia la stessa cosa è successa in Svezia, no? In Svezia fino al 75 sterilizzano. Noi adesso abbiamo una parlamentare al Parlamento europeo, si chiama Soraya Post, è una parlamentare rom. Sua mamma fu sterilizzata. La mamma aveva già 2 figli, aveva lei e suo fratello. Al 6° mese di gravidanza con il 3° figlio, il medico e lo Stato gli dissero o abortisci e ti sterilizziamo o ti togliamo altri 2 figli. E lei accettò. La mamma ha abortito e è stata sterilizzata. Dunque, è viva questa storia dentro le nostre comunità, è troppo viva, è troppo presente. E quando qualcuno mi parla di integrazione, insomma adesso io stavo uscendo fuori e mi scuso, no? Continuamente con telefono perché abbiamo uno sgombero in corso a Galarate, vicino a Milano. È troppo viva. Quando qualcuno mi parla di integrazione, a me viene un po' anche da ridere, perché la fiducia che uno deve avere con la società nella quale si deve integrare deve essere, diciamo, solida. Nessuno delle nostre comunità, delle nostre famiglie ha fiducia, perché sono ancora vivi quelli che sono stati internati. I nostri bambini, diciamo, che spesso fino al 12° anno di vita hanno subito
10-12 sgomberi nella loro vita. Ci sono molti, insomma, adesso io non vi voglio, perché è difficile scrivere questa storia a dettagli. Ora abbiamo un ministro dell'interno che ha detto che purtroppo anche noi zingari italiani ci deve tenere, cioè c'è un momento veramente molto difficile per tutti. La cosa che è importante capire, secondo me, per quelli che sono sensibili a questi temi, per quelli che si considerano, come dire, persone civili nei tempi incivili, e che, diciamo, noi non abbiamo bisogno di pietà, che questa questione è una questione trasversale, non riguarda la destra, non riguarda solo Salvini. Salvini è qualcosa di esplicito, qualcosa di chiaro, qualcosa che fa parte, come dire, che abbiamo conosciuto nella nostra storia tante volte, che conosciamo in qualche modo. E dunque è pesante e fa paura, ma ci fa paura di più la indifferenza del resto di quelli che si considerano brave persone, come dice Salvini, dei pervenisti, dei radical chic, no? L'indifferenza totale in questo momento su quello che accade a noi, la ignoranza su quello che ci è accaduto prima. Ed è una storia trasversale, cioè il pregiudizio nei confronti dei Roti e Sinti è una cosa che tocca anche la sinistra, la gente che vota a sinistra, perché in qualche modo, diciamo, se non c'è razzismo, c'è il sindrome, io sono pesante, scusate, mi chiedo scusa, però se non c'è razzismo c'è la sindrome del colonialismo. Perciò c'è sempre uno bianco, bravo, per bene, civilizzato, che deve spiegare agli altri come gira il mondo. Questo, diciamo, non ha prodotto dei grandi risultati con gli zingari, abbiamo detto anche i nazisti che siamo irreducibili. Iniziare a parlarci anche sulle questioni concrete, no? Su come risolvere dei problemi che ci sono. È il primo passo. Per quanto ci riguarda, noi ora come associazionismo, io sono un attivista, non sono una storica, per quanto ci riguarda noi adesso, nel 2018, negli ultimi anni, stiamo imparando, come dire, di mettere fiducia nelle nostre forze, anche dal punto di vista politico. Dunque lavoriamo per rafforzare i nostri giovani, per renderli capaci a combattere, per collegarci a quegli altri 12 milioni di persone in Europa, a trovare un linguaggio comune e una lotta politica comune, perché adesso è il momento, perché quello che è il rischio per noi oggi è un'altra persecuzione violentissima nei prossimi anni, e dunque lavoriamo su questo. E un'altra cosa sulla quale dobbiamo trovare un modo di lavorare è come creare alleanze, come trovare l'appoggio della società maggioritaria, di quel pezzo della società maggioritaria che in questo momento combatte per molte cose, fa delle cose. Non so, il movimento che in qualche modo combatte per i diritti dei migranti è forte, no? Quando ci sono le manifestazioni dei migranti ce n'è molta gente, i partiti di sinistra non hanno paura di venire, anzi vengono. Quando si parla dei Romi e dei Sinti è deserto. Ora bisogna trovare un modo, perché poi la memoria certamente è fondamentale per creare la coscienza collettiva delle persone, parlare e insegnare soprattutto ai giovani. Ma quello che facciamo oggi noi e decide in qualche modo e determina quello che saremo, in che modo vivranno i nostri figli, non solo i nostri nel senso dei figli romi, ma i figli di tutti noi. E dunque io, insomma,
Vi leggo se ho tempo, non so se ho tempo. 2 minuti. Vi leggo una cosa che ho visto qualche giorno fa. Allora, un'assessora alle politiche sociali e all'istruzione a Ivrea, rivista, dice, perché è stata derubata, non si sa ancora da chi è stata derubata, però si suppone, lei suppone che è stata derubata da Zinger, che mi vengano ancora a riempire la testa con tante belle parole per i più bisognosi, che mi vengano ancora a giustificare la presenza di certi individui nel nostro paese, di zingari, non rom, ma zingari di merda, zecche e parassiti, capaci di spolpare tutto, criminali che andrebbero usati come esche per piranha. Gli unici bisognosi che esistono davvero al mondo sono i malati, le persone che si ritrovano a combattere ogni secondo per vivere. Queste sono le persone di cui voglio essere caritatevole. Vi auguro calorosamente che, cercando di rubare qualcos'altro, una tagliola possa mozzarvi le mani, non all'altezza del polso, ma sopra il gomito, così che la maglietta possa coprire lo scempio che vi ritrovereste di essere. Inoltre mi farebbe alquanto schifo vedere monchi penzolanti ai semafori mentre chiedete l'elemosina con i piedi. Che possa per voi essere un 2018 pieno di cure e che i soldi guadagnati da questo furto possano servirvi per compiere medicine contro un brutto male. Ringrazio la Boldrini per avere un grande cuore aperto verso il prossimo. Questa è la dichiarazione di un'assessora alle politiche sociali e all'istruzione del nostro paese di qualche giorno fa. La famosa storia, quando hanno finito con gli ebrei, vennero a prendere, però io non c'entravo, è ora che bisogna capirla, è ora che bisogna